Informatica. L'oggetto della truffa informatica è quello, o meglio della tentata truffa informatica, è quella di carpire dei dati personali, carpire l'identità digitale che ormai ognuno di noi ha. Consiste nel carpire, ripeto, dati personali, quindi password, quindi login, username, cioè il nome con cui ci si logga e la password con cui ci si logga, per fare in modo che artatamente si possano prelevare questi soldi sul proprio conto corrente e mandarli da qualche altra parte. Il sistema utilizzato è il phishing. Phishing è un termine inglese, to fish, pescare. Si mandano una serie di mail a una indeterminata serie di soggetti ignari e dei quali alcuni magari avranno veramente un conto corrente presso quella banca da cui arrivano queste mail. Normalmente, anzi quasi sempre, queste mail sono delle mail civetta. Si chiede di linkare e quindi di andarsi a registrare su un altro sito civetta fornendo i dati personali. Ovviamente quello è un sito in civetta che c'è oggi e non ci sarà domani, alle cui spalle ci sono dei malavitosi che in questo modo rubano, carpiscano le informazioni personali digitali di ogni singolo ignaro titolare di mail. Vediamo direttamente, diamo proprio visione ai nostri telespettatori di esempi di phishing che possono arrivare alla casella di posta elettronica di tutti noi. Beh, caro cliente, a causa degli ultimi cambiamenti nell'ultimo periodo ci hanno costretto a bloccare il tuo conto per motivi di sicurezza. Per attivare il tuo account la preghiamo di seguire un semplice metodo di attivazione. Come si può notare poi c'è il link, cioè quella sbarra evidenziata dove se uno va col mouse compare la classica manina. Mai collegarsi alla propria banca tramite quel link. Gli istituti di credito, le poste, le banche, eccetera, le carte di credito, non danno mai per collegarsi a se stesse ai propri clienti la possibilità di linkare. Addirittura in casi successivi millantano che uno abbia vinto un premio. Per vincere questo premio bisogna andare a mettere le proprie credenziali in modo che poi glielo accreditano sul conto. Ovviamente nulla di più sbagliato, uno mette le proprie credenziali, login e password ed è fregato. Oltre al phishing c'è il cosiddetto Trojan. Di che cosa si tratta? Nel Trojan si scarica un allegato pensando che sia buono e invece altro non è che un virus che si installa nel computer, che memorizza anche nel tempo i dati che il titolare del computer digita e quindi anche password, username e quant'altro e li invia tramite internet in maniera ovviamente subdola. Quando il computer è collegato a internet li invia a un destinatario. In questo caso, per esempio, arriva all'ignaro cittadino una mail in cui dice la presente per notificarle la sanzione applicata per divieto di sosta in data, eccetera. Ovviamente il cittadino in questo caso si sente, oddio, purtroppo sono rimasto fregato, in base alle nostre leggi dello Stato non c'è ancora una normativa amministrativa che preveda la notifica tramite email, quindi sicuramente c'è qualcosa che non va. E alla fine viene segnalato, siete pregati di prendere visione di quanto in allegato. Ecco lì l'allegato verbale numero del, uno se lo scarica così magari se lo stampa e se lo vede, altro non è quell'allegato che è un virus che si insinua nel proprio computer e ovviamente fa più danno che non si può. In questo caso questa mail avverte che nel computer dove è arrivata la mail è stato trovato un virus, per togliere il quale bisogna scaricare quell'antivirus che altro non è che un virus che uno poi ingenuamente si va a scaricare.